To, kar se je zdelo še pred nekaj leti nemogoče, se je zgodilo jeseni leta 2012. V Sloveniji je dobil angažma prvi italijanski trener. Krmilo koprskega kluba je takrat prevzel Italijan Rodolfo Vanoli, ki se je kot nogometaš in pozneje kot trener kalil pri italijanskih nižjeligaših. Treniral je tudi švicarskega prvoligaša Lugano. Pred prihodom na obalo je bil športni direktor sofijskega CSKA. Danes 51-letni Rodolfo, ki prihaja iz mesteca Gavirate v Lombardiji, je torej pred 2 letoma sprejel izziv, ki je pomenil novost v slovenskem nogometu. Io sono venuto in Slovenia perché ho sempre amato la Slovenia, ho sempre amato Koper come città. Ero in un club importante che era il CSKA di Sofia, però quando mi hanno chiamato sentivo che c'era qualcosa di magico per me, per il club, per tutto. E non è un caso che si fanno questi risultati. Sono orgoglioso e fiero di essere il primo allenatore e anche l'allenatore del Koper. K zahodnim sosedom, ampak z drugačnim izhodiščem kot Koprčani, so se lani poleti ozrli v taboru Gorice. Najbolj vidno in zveneče ime partnerskega sodelovanja z italijanskim prvoligašem Parmo je postal trener, 47-letni Luigi Apolloni iz Frascatija v Laziju. Dolgoletni igralec Parme in reprezentant, ki je z Azzurri leta 1994 nastopil na finalu mundiala v kalifornijski Pasadeni. Je imel tudi iz tega zornega kota kakšne pomisleke, ko je sprejel izziv, da se kot trener preizkusi v Sloveniji? Io sono venuto qui con l'intento di migliorarmi, di imparare, perché io oltre che insegno imparo attraverso quello che trasmette ai giocatori e quello che mi ridanno io imparo. Quindi, e poi imparo anche a vedere un tipo di gioco diverso da quello italiano. Qui c'è meno difensivismo, è più proiettato al gioco offensivista il calcio sloveno. In Italia è più tattico, si pensa prima a non prenderle, invece in Slovenia si cerca di fare gol. Questo è già un po' una differenza. Tako Apolloni kot tudi njegovi rojaki v strokovnem štabu Gorice ter seveda številni italijanski igralci so se torej sami prepričali o moči in kvaliteti slovenskega ligaškega nogometa in obenem priznali, da jih je splošno mnenje, ki je bilo pogosto preveč kritično, malce zavedlo. È chiaro che ci sono squadre che sono più attrezzate e squadre meno attrezzate, però quelle anche meno attrezzate hanno comunque giocatori che hanno qualità o giovani che possono emergere in campionati anche esteri, come quello italiano. Apolloni je zakonitosti slovenskega ligaškega nogometa spoznaval skupaj z igralci iz Italije. Vanolijeva vloga je bila v tem pogledu malce drugačna, saj je prevzel pretežno domačo ekipo. Se je pa moral Vanoli ob novem izzivu kmalu spopasti z očitki, da je v Slovenijo pripeljal nezanimivo obrambno igro značilni italijanski catenaccio. Questo nostro modo di far calcio non è per niente catenaccio, perché l'anno scorso abbiamo vinto 22 partite, quest'anno siamo partiti benissimo e abbiamo un progetto da portare a casa e mi auguro quest'anno di migliorare magari anche di un punto la classifica dell'anno scorso. Italijanska trenerja na klopeh edinih primorskih prvoligašev sta se soočila tudi s klasičnim primorskim rivalstvom, ki se je v pretekli sezoni nekajkrat malce bolj razplamtelo, tudi po zaslugi Iskric, ki sta jih sama prižgala. Per Gigi mi dispiace moltissimo perché è un amico al di là di quello che è successo l'anno scorso, ma sicuramente sono solo incomprensioni perché magari una traduzione sbagliata può creare una situazione di cose non belle. Io gli auguro a Gigi di riprendersi subito, lui al Gorizia, e di noi di continuare il nostro cammino perché io guardo sempre solo in casa mia. Quando c'è il voler vincere è chiaro che le tensioni che vengono in gara, poi dopo finita la gara sparisce, ma questo succede nel campionato sloveno ma succede anche nel campionato italiano, se ne sono viste. Per me è chiuso lì, il calcio è qui, la battaglia è qui, poi finito qui finisce tutto. Vse torej ostaja na igrišču, vse je nogomet in strast, ki jo ta igra prinaša. Nekaj sta ji s svojim temperamentom dodala tudi sama. Obenem sta poskrbela za novost, saj je z njunim prihodom delovni jezik v obeh ekipah italijanščina. V okolju, kjer delujeta, je to sprejemljivo. Eden njunih prihodnih ciljev pa bi vseeno moral biti tudi kakšen nogometni stavek v slovenskem jeziku.